Bentrovati cari amici con l'appuntamento della terza pagina, l'Elzeviro della cultura, messovi a disposizione dalle imprese che vi informano quotidianamente di cosa succede nel vostro territorio. La cultura le accomuna, quella della musica è ben nota per il comunicare in una lingua che tutti intendono immediatamente, senza bisogno di traduttori. In questo periodo, ove non è possibile andare a teatro, all'auditorium, ecco la proposta comune di dare risposta concreta alla necessità di dare sostegno appunto alla cultura e alla cittadinanza che ne è stata purtroppo privata. Dopo la pausa pasquale ritorna la nostra consuetudine di presentare le emittenti che fanno parte, che hanno aderito a questa nostra iniziativa, semplice ma concreta. Cerchiamo di dare sostegno a chi ha a cuore la cultura ed è costretto a rimanere a casa. Non poteva mancare Paolo Spiga, che se non erro è tra i precursori dell'etere radiofonico con il mito di Radio Luna. Oggi il testimone è passato alla figlia Gianna e sto parlando di Canale 10, televisione di Roma Ostia, che, come ascolterete nel servizio, è la più ascoltata, è la prima per ascolti del Lazio. Canale 10 ha fatto dell'informazione il suo must. Ma vediamo il servizio. Da Teleradio Ostia a Canale 10, dall'analogico al digitale, dal 1995 al 2020. Era il 2 ottobre di 25 anni fa, quando Ostia scoprì il primo vero telegiornale della sua storia. L'informazione locale fino a quel momento aveva viaggiato radiofonicamente su carta stampata e le uniche esperienze televisive risalivano ad una quindicina di anni prima, sporadiche, sperimentali e legate all'inizio dell'emittenza privata. Il 2 ottobre 1995 prendeva invece il via un'avventura che ormai costituisce un punto fermo non solo per Ostia e l'intero municipio, ma per tutto il litorale romano. Merito della lungimiranza dell'editore Paolo Spiga, che ne tiene ancora oggi le fila insieme alla seconda generazione della sua famiglia, e di Antonello Piscolla, storica voce radiofonica, che ne ha curato in questi anni la conduzione e la direzione. Nato in epoca che al confronto di quella di oggi possiamo definire quasi pionieristica, Canale 10 News ha seguito l'evoluzione dei tempi. Nel 1999 l'introduzione del televideo ed un paio di anni dopo, in considerazione dell'ampliarsi del suo raggio di azione, il cambio di denominazione da Teleradio Ostia a Canale 10. E così via nel corso del tempo, con la creazione del sito, di un'apposita app e con l'arrivo del digitale terrestre di Canale 10+1, fino all'aggiunta di una seconda edizione del telegiornale nel 2018. Un puntuale adeguamento rispetto ai cambiamenti, nel segno di un'informazione capillare svolta su tutto il territorio, che va dal 10° municipio al comune di Fiumicino e sul litorale da Santa Marinella ad Ardea. Ed il pubblico ci ha premiato per i grandi risultati raggiunti in questi anni, portandoci ad essere oggi la prima TV locale della regione in termini di ascolti. A preparare ogni giorno Canale 10 News sono da 25 anni giornalisti, tecnici ed operatori che al loro impegno professionale hanno sempre affiancato una forte sensibilità per il territorio. Ed è proprio questa componente che ha reso possibile non solo il telegiornale quotidiano, ma anche tante edizioni straordinarie di rilevante valenza informativa. Basti citare, ad esempio, per abbracciare per così dire due epoche, la diretta della visita di Giovanni Paolo II nel 1998 e quella per le elezioni municipali nel 2017. Per non parlare del TG dal mare, che per 20 anni in estate ha portato nelle case l'informazione dalle più belle spiagge di Ostia, consentendo attraverso la rubrica Il Tuffo approfondimenti di politica, attualità, cultura e sport. Ed oggi, dopo 25 anni, un nucleo redazionale collaudato continua a fornire ogni giorno l'informazione locale e non solo, grazie ad un sito rinnovato ed aggiornato in tempo reale e dai canali social Facebook ed Instagram. Per un filo diretto con coloro che dal 1995 sono sempre stati la nostra forza e in qualche modo la nostra ragione di esistere, i telespettatori. Associazioni, comitati di quartiere, singoli cittadini.
Persone che fruiscono dell'informazione di Canale 10 News, ma che al tempo stesso, con segnalazioni, suggerimenti, critiche e proposte, ne sono anche i protagonisti. E questo fin da quel lontano 2 ottobre del 1995. Ed è insieme a loro che oggi vogliamo festeggiare questi 25 anni che rappresentano delle ideali nozze d'argento tra Canale 10 News e la gente. Dopo questo bel servizio, sul 25esimo anno di questa bella televisione, Canale 10, non rimane che ringraziare e complimentarsi con editori e personale tutto che hanno fatto di questa televisione di Roma e del Lazio un mezzo leader nell'informazione locale e non solo. Non ci stancheremo mai di ricordarvi che queste nostre imprese, moltissime messe in crisi da un'evoluzione del sistema che non tiene conto del principio costituzionale del pluralismo dell'informazione. Queste nostre imprese hanno gli stessi identici diritti dell'informazione nazionale. L'informazione locale è un servizio almeno altrettanto importante per il territorio dell'informazione nazionale. Ma passiamo al concerto. Lo abbiamo scelto per la sua raffinatezza. Ebbe un grandissimo successo anche nella diretta social, oltre 25.000 apprezzamenti. Vi portiamo a San Vigilio, una chiesetta del primo millennio, tra i simboli più prestigiosi di quelle che sono poi diventate le colline del Prosecco, dichiarate patrimonio dell'umanità dall'UNESCO. Un luogo di culto con una peculiarità unica. Questa chiesetta è nota in tutto il mondo per la sua acustica, qualcosa di incredibile, pressoché perfetta. Grandi musicisti, cito per tutti il grande violoncellista Julius Berger, si è portato lassù con il suo Stradivari, strumento che fu del grande maestro e compositore Luigi Boccherini. Nel Settecento fu anche il maestro della casa regnante di Spagna e presso quei reali lasciò il segno per il fatto che ancora oggi la Casa Reale di Spagna è proprietaria di diversi strumenti di Stradivari, un patrimonio storico-culturale incredibile e inestimabile. I due protagonisti di oggi, in un certo qual modo, hanno a che vedere con tutto ciò, nel senso che Paolo Tagliamento è stato per 3 anni proprio alla Scuola Superiore di Musica di Sua Maestà la Regina Sofia a Madrid. È stato studente nel corso di violino tenuto dalla grandissima docente Anna Ciumachenko, già allieva e pupilla dell'immenso violinista Hugh de Menuhin, forse e anche senza forse il più grande violinista del Novecento. Pensate che all'interno del Parlamento europeo, dove la nostra orchestra da camera è stata invitata per un concerto, l'orchestra ha suonato nella hall dedicata a Menuhin. Ritornando a Paolo, a fine triennio, borsa di studio peraltro onorata da John Elkann, il presidente della FCA Fiat, in occasione del gala, è stato premiato personalmente da Sua Maestà la Regina Sofia di Spagna come miglior allievo e come il suo miglior quartetto della scuola. Non da meno Giuseppe Barutti, il violoncellista, il quale, in tutta modestia, dice sorridendo di essere stato invitato a suonare gli Stradivari della Casa Reale Spagnola perché non possono rimanere inattivi. Ma eccoci alla registrazione, effettuata il 20 luglio 2018. Come detto, Giuseppe Barutti violoncello, Paolo Tagliamento violino, con in programma di Johann Sebastian Bach la partita per violino solo
numero 2 in Re minore, BWV 1004, e sempre di Johann Sebastian Bach, la suite per violoncello numero 1 in Sol maggiore, BWV 1007. A seguire, di Antonio Vivaldi, la sonata in do minore per violino e violoncello RV 83, e per concludere, ancora di Antonio Vivaldi, il concerto per violino e violoncello in Si bemolle maggiore RV 547. Buon ascolto.
cembalo e orchestra e trascritto per violino orchestra, secondo movimento. Penso che non serva annunciare il pezzo, comunque il largo dall'inverno di Vivaldi.
Credo sia stato un concerto per il quale è valsa la pena di fermarsi a seguire e che abbia dato soddisfazione agli amanti della cultura. Un giovanissimo talento, il grande Paolo Tagliamento, dopo il diploma alla Scuola Superiore di Sua Maestà la Regina di Spagna, si è trasferito a Monaco a seguito della sua insegnante Anna Ciumachenko, si è laureato all'Università di Musica e Teatro di Monaco, una delle più importanti del mondo, sta continuando con dei master, sempre seguito dalla sua grande insegnante, e Giuseppe Barutti, il violoncellista, considerato dai suoi colleghi forse il più grande violoncellista italiano, sicuramente tra i più grandi violoncellisti italiani. Mi raccomando, il momento è terribile, siamo stanchissimi tutti, però bisogna tener duro. Dobbiamo mantenerci presenti. Non è il momento di eccedere, come abbiamo visto in questi giorni, pur, come dire, capendo. Dobbiamo avere pazienza. Speriamo qualcuno abbia capito che non ne possiamo più, ma vale la pena di mantenerci saldi, pronti a riprendere nel lavoro, perché la nostra è una nazione fondata sul lavoro e ritorneremo forti, saldi, come forse più di prima, perché abbiamo solo voglia e bisogno di lavorare e ci arriveremo. Grazie e alla prossima.